Se un tempo la parola d'ordine ad agosto era vacanza, adesso è relax. In quest'estate 2012 sono rimaste in soffitta valigie e passaporti per una buona parte di agrigentini che hanno scelto di trascorrere le vacanze in città, concedendosi solo qualche gita fuori porta, magari nei dintorni. Città deserte, aziende chiuse, saracinesca dei negozi abbassata e con la scritta chiuso per ferie sono solo un ricordo. Adesso la scura della crisi economica sembra aver cambiato, oltre alle abitudini degli italiani, anche il volto delle città. Città che nel caldo mese di agosto rimangono popolate, negozi che addirittura per combattere la crisi protraggono l'apertura fino a mezzanotte e ferie ridotte per i dipendenti delle aziende. Sono infatti sempre meno gli italiani che possono concedersi qualche giorno di vacanza, se in ambito nazionale il calo delle partenze quest'anno si attesta intorno al 20%, ad Agrigento non va sicuramente meglio, dove nessuno quasi sembra potersi concedere quest'anno qualche giorno fuori, un'occasione per riscoprire le bellezze e perché no anche le tradizioni del territorio. Si rimane in città perché non abbiamo soldi, anche se siamo stipendiati, lavoriamo alla provincia, però ci hanno bloccato il contratto e non ci riusciamo più ad andare fuori, quindi siamo costretti a restare qua. Però io riesco lo stesso a godermi la vita e a vivermela lo stesso col mio poco. Estate 2012, vacanze fuori o si rimane in città? No, in città, rimaniamo in città che è meglio. Come mai, complice la crisi? Certo, certissimo, la crisi. Potrebbe essere questo un modo anche per riscoprire le bellezze locali? Beh, certo che potrebbe essere, anche perché noi andiamo sempre fuori e dentro non ci andiamo mai. Cioè l'abbiamo qua le bellezze noi. Quest'anno abbiamo preso già dei impegni in famiglia e resteremo in zona. Io il prossimo anno spero, se non ci siano sconvolgimenti, di fare un viaggio all'estero. La crisi sicuramente ha inciso, ma è una cosa che interessa un po' tutti e si cerca di eliminare le spese superflue. Io rimango in città, a San Leone, poi con questa crisi come che c'è dove vuole andare? Ci accontentiamo di San Leone, abbiamo un bel mare, anche se il mare è inquinato, però abbiamo questo lungomare di San Leone che è bellissimo, più di questo. Un'occasione per riscoprire un po' le bellezze locali? Certamente, certamente. Sono di Agrigento e sto qua, che sto bene. E in un quadro negativo sul piano delle partenze si registra almeno un dato positivo. Agrigento si scopre meta apprezzata per giovanili vacanze low cost. Sono già in vacanza. Da dove vieni? Da Milano. E quindi quest'anno, nonostante la crisi, tu sei riuscito a concederti una vacanza? Una vacanza low cost. Sto girando con la macchina e campeggio, ostelli, amici. E Agrigento la trovi una meta che si presta alla vacanza low cost? I servizi sono adeguati? Penso di sì, ancora non l'ho scoperta bene, però penso che sia una meta buona.